Parlamento. Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Get up con il buon pomeriggio Sammy Varin, 15 e 13 minuti primi. Ogni lunedì tocca a Laura Ravetto, deputata della Lega, e lei la conduttrice ufficiale di questa trasmissione. Buongiorno Laura. Buon pomeriggio Sammy, buon pomeriggio. Soprattutto responsabile del Dipartimento Pari Opportunità della Lega. Ricordiamolo che la Lega ha questo dipartimento fondamentale in cui discutiamo di tutti i temi paritari e naturalmente abbiamo questo ora in radio per continuare a sviluppare e avere soprattutto dei suggerimenti da chi ci ascolta. Bene, e qui un motivo in più per entrare in diretta, cari ascoltatori. Già, qualunque domanda abbiate, magari che riguardi le pari opportunità, ma su qualunque argomento siamo qui per rispondervi o per cercare comunque di darvi un cenno da parte della politica. Come fare per parlare? Vecchia maniera, il telefono 02 92 94 7222, ripeto 02 92 94 7222, il centralone di Radio Libertà. Vi risponde un regista che vi chiede: volete andare in diretta? Un attimo in linea prego, ed entrerete in onda senza dare il vostro numero, senza dire il vostro nome, cognome, numero di scarpe, non ce ne frega niente, l'importante è che entriate e parliate. Lo stesso anche tramite WhatsApp 346 642 7756, in questo caso un WhatsApp scritto, ma se volete anche parlato o videato. Diamo la parola alla Ravetto, però non ti chiamo così, ma devo dire Feltri e Senaldi sono stati condannati per quel famoso titolo sulla Raggi, patata bollente. Che ne dici? Che dirti? Ma ti dico che io quando sono passata in Lega ho ricevuto una bellissima vignetta, dove il bellissima sta per ironico, da tal vignettista Natangelo, che è poi lo stesso che ha fatto la vignetta sulla sorella della Meloni, ma a me l'ha fatta veramente pesante, veramente chiaramente diffamatoria, veramente chiaramente vergognosa, e tuttora in rete questa vignetta. Il Fatto Quotidiano non la pubblicò sul cartaceo proprio perché si rese conto dell'offensività di questa vignetta. Non pago questo vignettista, il giorno successivo ne fece un'altra, pensando forse nella sua testa di porre rimedio, in realtà ha creato un doppio danno. Ripeto, queste vignette ancora circolano, io ho querelato immediatamente, sono passati ormai, da quanto sono in Lega, più di 2 anni, e su una vignetta chiaramente diffamatoria, dove chiaramente c'è una prova documentale, dove si è speso addirittura il ministro delle pari opportunità di sinistra per darmi la solidarietà, nonché mezzo arco costituzionale, dove non c'è bisogno di fare indagini per la diffamazione in re ipsa nei documenti, il giudice non ha ancora fissato l'udienza. Quindi che dirti, certamente patata bollente non è carino, però cavoli, quando si tratta di giornalisti di destra le sentenze arrivano veloci, A me non è stata ancora fissata l'udienza, 2 anni e mezzo, quindi questo è il mio commento. Te capì? Patata bollente, ricordiamo tutti quanti questo titolo, chiaramente ci siamo un po' tutti indignati, un po' siamo rimasti, però naturalmente l'argomento è sempre quello, dove può arrivare la satira, fin dove si può spingere mai satira. No, però Sammy, è un'altra cosa anche, scusami, non è che possiamo tacerla, è che anche laddove non è satira, perché è offesa, per i giornalisti di destra la sentenza arriva subito. Qua parliamo di un vignettista che collabora con il Fatto Quotidiano, a me altro che patata bollente. Mi ha fatto una vignetta irripetibile, altro che patata bollente, non ha ancora fissato l'udienza. Cioè, probabilmente la diffamazione c'è, satira non è, da una parte e dall'altra. Nel mio caso di sicuro, secondo me anche su patata bollente.
Ma rimane che non esiste che la giustizia abbia dei tempi diversi a seconda dei destinatari. Cioè, questo secondo me è il vero clima. Scusate, non è che ci sono delle donne da tutelare di serie A e donne da tutelare di serie B, e quindi quelle di destra sono donne di serie B. Perché poi io faccio il mio caso, che secondo me è gravissimo, perché una bambina di 5 anni non capisce, ma se avesse 15 anni, avesse visto la vignetta della madre, probabilmente qualche pasticcio psicologico su mia figlia e sui suoi compagni a scuola che potevano chiederle qualche spiegazione l'avrei avuto. Ma ricordiamoci tante altre donne di destra che sono state passate sulle forche caudine della diffamazione. Però non è che siamo di serie B, e quindi tutti, io dico, giustamente a scandalizzarsi, perché a me non piace il titolo di Feltri, ok? Non mi piace, ma voglio dire, la mia altro che, ma mi avessi dato patata bollente, cioè, era uno scherzo a confronto di quel che ha dato a me, in maniera esplicita, e però l'udienza non è fissata, quindi secondo me Semmi, al netto di decidere fin dove arriva la satira o fin dove non arriva, che quello è vero, spetta al giudice, non mi sembra corretto che però dei giudici su accadimenti praticamente nello stesso periodo uno vada a sentenza e uno non abbia una fissazione d'udienza. Sei d'accordo? D'accordissimo. E voi ascoltatori che ne pensate? Intanto però guardate le mie mani, ho le mani in alto, sto resistendo alla tentazione di andare in rete a cercare la vignetta su Laura Ravetto. Ho le mani in alto! No, ma cercala pure, basta che non la commenti e non la descrivi. Assolutamente. Vai a cercare. Guarda. Metti Natangelo Ravetto, vai a vedere la vignetta, poi mi dici se non è diffamatorio, so che mi rispondi sì, e poi anche se fa ridere, perché non fa neanche ridere. Qui voglio dire, offesa così, gratis. Sto resistendo, continuo a resistere anche perché, perdonami, insomma, i nostri ascoltatori sono tutti un po' eccitati, non tanto dalla patata bollente quanto dal fatto che si sono chiuse le urne in Molise, regione importantissima. Non gliene frega niente a nessuno fino a ieri del Molise. Non dire così. Ma oggi, ma il Molise, vuoi mettere? C'è Campobasso, c'è Isernia, bellissimo Molise, regione dimenticata, non cagata mai dalla politica, il Molise, ma vuoi mettere? No, scherzi a parte, c'è stato anche un po' di tensione negli scorsi giorni nel centro-sinistra sempre, ma anche un po' nel centro-destra, un po' di nervosismo, perché alla fin fine se dovesse vincere il centrodestra anche in Molise, ricordiamo i candidati per il centrodestra Roberti, per il centrosinistra e 5 Stelle Gravina, ma c'è anche Izzo, candidato civico di quelli che non vogliono votare i soliti noti, e bravo Izzo, e fai anche bene anche tu, insomma, si chiama democrazia. Se dovesse vincere il centrodestra anche nella bellissima, famosissima, importante, insomma, regione Molise, e insomma sarebbe un cappotto che farebbe venire davvero la cagherella al PD e soprattutto ai seguaci della Schlein, che dopo un po' inizierebbero a dire vabbè, ma questa che sta a fa? Si intrufola ogni weekend in una diversa manifestazione, quest'ultimo l'abbiamo vista con i gay nel Gay Pride e con gli amici sindacalisti, a intrufolarsi porta qualche cosa questa Schlein? Ti faccio rispondere, ma prima prendiamo una telefonata. Pronto? Sì, pronto, ciao Sammy. Ciao. Buongiorno signor Rovetto. Buongiorno. Volevo dire, la patata bollente era un film di Pozzetto del 79, la regia era di Steno. Certo. Ecco, basta, fine dell'intervento. Ciao. Certo, e andatevelo a riguardare, naturalmente, film bellissimo, ancora trasmesso, nonostante il cambiamento, insomma, che tutti noi abbiamo avuto, siamo diventati un po' più grandi, un più intelligenti, determinate parole non si dicono più, le pensiamo a più non posso, ma non le diciamo più. Ravetto, cosa sta succedendo in Molise? Perché è così importante il Molise? Perché anche Laura Ravetto pensa, insomma, che il Molise sia stato veramente messo un po' in disparte, invece è una regione così importante. Non chiederò la tua provocazione. Il Molise comunque è una bellissima regione, vedremo come va a finire. Però è interessante l'analisi che hai fatto sulla questione Schlein. Io sono d'accordo con te, noi insomma ci troviamo una competitor che
è abbastanza imbarazzante, nel senso che tra l'altro con delle posizioni anche contrarie talvolta a metà del suo partito, perché per esempio sulla questione diritti, sulla questione surrogata, lei si è pronunciata come favorevole. Io mi ricordo benissimo un esponente dei suoi alleati, perché questi sono alleati non solo del suo partito, che era Speranza, che ad una trasmissione televisiva disse sono certo che la Schlein sia contraria, come sono contrario io, quindi voglio dire, molta confusione a sinistra. Su un programma economico che vede come unico punto di fatto la patrimoniale, quindi voglio dire, effettivamente noi dovremmo un po' brindare ad avere un competitor di questo tipo, perché non può fare altro che rafforzare il centrodestra. Però sai che io sono molto onesta intellettualmente, io non voglio che il centrodestra sottovaluti un elemento, che è quello numerico. Cioè, qual è stata la vera differenza tra centrodestra e centrosinistra finora? Oltre chiaramente il programma, perché quello è dubbio, però dobbiamo dircelo, sono stati anche i numeri, perché noi siamo riusciti a rimanere uniti e quindi abbiamo sommato i nostri numeri che ci hanno consentito di andare al governo, perché ci hanno consentito di fare un sacco di collegi uninominali, tra cui il mio, perché abbiamo mantenuto unità. Dall'altra parte si sono sempre mostrati divisi. La Schlein, che è un'operazione puramente di Franceschini, che però voglio dire non è da sottovalutare nella tattica, è sì una che si imbuca ai cortei, è sì una che probabilmente più parla e più porta voti alla destra, però è anche il cavallo di Troia, mettiamolo così, per giustificare un accordo con i 5 Stelle e magari tirarci dentro anche Calenda. Ora, considerando che Calenda mi pare sia nei sondaggi di oggi sta al 3,3, quindi sta in caduta libera, considerando che con la Schlein il PD secondo me non può fare altro che perdere, secondo me anche l'unità PD, Movimento 5 Stelle e Calenda alle prossime elezioni non dovrebbe preoccupare il centrodestra. Tuttavia è indubbio che l'operazione che vogliono realizzare è quella dell'unità dei 3 partiti. Per cui a me va benissimo canzonare, scherzare, dire guarda questa qua, però io tendo sempre a non sottovalutare l'avversario, per cui lei in sé probabilmente è, diciamo così, poco efficace, ma l'operazione di cui lei è, diciamo, la frontwoman, il simbolo, è un'operazione di tentare di unirsi come è sempre stato unito il centrodestra, per cui occhio ai movimenti di là, non so se sei d'accordo. E come, infatti continuo a guardare le agenzie perché voglio essere il primo a darvi la notizia dei risultati nella regione Molise. Non c'è ballottaggio e quindi se dovesse vincere Gravina per il centro-sinistra, non c'è scritto ma ci sono insieme anche il 5 Stelle, e vorrebbe dire insomma che qualcosa si muove in questo famoso campo largo, in un posto piccolo come il Molise, ma assolutamente, lo dico chiaramente col cuore in mano, dimenticato dalla politica, che deve tornare a fare squadra proprio, visto che c'è un governo di centrodestra, in Molise. E questo, cari amici del Molise, potrebbe essere il momento giusto. C'è una telefonata, pronto? Buongiorno a tutti e due, Lisetta. Ciao. Buongiorno. Volevo parlare con la dottoressa Rovetto, per cortesia. Eccomi qua. Allora, io non mi ero ecco ancora qua. espresso sulla parità di genere. Vai. Perché secondo me, allora, la Giorgia Meloni, che è Presidente del Consiglio, ed Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, hanno raggiunto secondo me i vertici politici in Italia. E allora ragazzi, ma davvero la battaglia per la parità di genere è vinta secondo voi? Le vittorie, ripeto, di Giorgia Meloni e Elly Schlein rappresentano un patto sociale secondo me. Nel bene o nel male hanno abbattuto una barriera, e per le giovani generazioni dico io sono l'esempio concreto di un traguardo possibile. Nella realtà però siamo ancora molto indietro. Si dà per scontato che mi sembra la battaglia per la parità di genere sia già stata vinta, ma se osservano i dati ci accorgiamo che sono poche le donne in posizione di vertice, sia nel mondo produttivo, sia in politica, sia nell'università. Quando va bene mi sembra raggiungono il 30%.
L'ultimo rapporto dell'ONU sulle differenze di genere colloca il nostro paese, mi sembra, al 63esimo posto su 193 nazioni e mostra come nel mondo le donne non potranno raggiungere le stesse posizioni di potere degli uomini prima di 130 anni. Davanti a noi, e mi sembra anche questo, ci sono paesi come le Filippine, il Costa Rica, il Burundi, che in pochi anni hanno fatto grandi progressi, mentre l'Italia è rimasta sostanzialmente al palo, dico io. Lo stesso vale, e termino, anche nelle aziende. Aumentano le donne dirigenti, tuttavia al comando prevalgono gli uomini. Le amministratrici delegate sono molto rare. Tutto qua, vi saluto e buona giornata. E dici niente, tra poco Laura Ravetto ti risponde perché questo è il suo pane quotidiano, occupandosi anche di pari opportunità, ma c'è la pausa e prima ancora però ci sono 30 secondi di Slane che vuole dire una cosa. Ci piace portare, diciamo, insieme ai nostri amministratori il Partito Democratico verso un futuro che, grazie anche alle nuove norme europee, sempre di più investa e costruisca dei cicli positivi, diciamo, della circolarità uscendo dal modello lineare, e questo è il tema. Osterdati per due, anche un pochino lontani, prefetture. Senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col terapia tapioca. Dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ehi gringo, entra nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. E questa è l'altra metà della radio. Ogni lunedì dalle 15 alle 16 con la deputata della Lega Laura Ravetto, quella che spesso e volentieri vedete anche su Canale 5 in Striscia la Notizia, ma negli ultimi giorni forse ti hanno dato un po' di libertà, Laura. Beh, soprattutto perché hanno chiuso il programma, mi pare, no, non il programma, ma voglio dire i servizi. Sì, io ai politici. Io ti aspettavo anche in Paperissima a questo punto, no? In Paperissima ancora ti lasciano. Però ti svelo un segreto. Visto che loro spesso fermano i politici i giovedì pomeriggio, i venerdì, i lunedì, e diciamo un po' la Camera dei Deputati è un deserto dei tartari in quei giorni, mentre io me ne vado in ufficio, ma non perché sono più brava degli altri, perché i leghisti sono sul territorio, non è che sono al mare, quindi anzi i leghisti sono sul territorio, però io spesso sono qua perché avendo Clarissa che va a scuola a Roma, se c'è bisogno in commissione magari vado io, perché appunto gli altri vanno sui territori vari, e quindi ecco è anche un po' per questo che mi beccano sempre, cioè non è che mi perseguitano proprio, è che siamo in pochi in quei giorni lì al palazzo, e quindi questo succede. Detto questo, le ragioni un po' mi mancano. Ma che dire di Minetta? Ha fatto il manifesto delle pari opportunità, ha detto tutte le verità che conosciamo. Io ti aggiungo che non possiamo pensare di essere in un mondo perfetto in Italia se ancora abbiamo una donna uccisa ogni 3 giorni. È chiaro che noi abbiamo un enorme problema culturale che non è certo superato dall'avere 2 segretari di 2 grandi partiti donne, figurati. Però ecco, io non sono una benaltrista, non sono una di quelle che dice non basta mai niente. È chiaro che non basta, però è qualcosa, soprattutto perché comunque che piacciono o non piacciono. E tra l'altro complimenti per la supercazzola della Time, mi ha fatto molto divertire, e sono comunque donne che tra l'altro sono arrivate non per quote ma per meccanismi democratici. Poi possiamo trovarle discutibili, come fanno le primarie PD, come non le fanno, ma comunque sono donne che sono arrivate con dei meccanismi premiali, non di cooptazione, quindi secondo me questa è la cosa più importante, cioè il tema non è quanti addio in Italia, il tema è quanti percorsi aperti alle donne ho per consentire anche loro di diventare AD. Questo è il mio tema, cioè non mi metto a far la conta, perché se mi metto a far la conta devo pensare alle quote, devo chiedermi ma a una bambina dell'età di mia figlia di 5 anni come un bambino di 5 anni sono date le stesse possibilità di percorso carrieristico nella società? La risposta inevitabilmente no, perché ci sarà un momento nella vita di mia figlia in cui lei verrà penalizzata
Perché? Perché dovrà occuparsi di dedicarsi a quello che, grazie a Dio, è un istinto buono, sano e naturale, e meno male, perché sennò la società finisce, che è quello materno. Allora torniamo sempre lì, la politica deve sforzarsi di far sì che quel momento per tutte le bambine d'Italia non sia un momento penalizzante. Quindi la chiave, lo diciamo sempre, sono le politiche di conciliazione, punto. Questo governo ha già fatto, perché ha aumentato l'assegno unico, perché ha pensato dei meccanismi di congedo parentale equiparato, poi bisogna fare ancora di più, però voglio dire, sappiamo esattamente dove si deve andare a incidere. Poi, se vogliamo dirla tutta, io sai che cosa vorrei fare? Depositare una proposta di legge rivoluzionaria, Dai. che però non, lo so, però non tiene per le casse dello Stato, e se lo fate Giorgetti mi spara con la lupara in senso figurato, però prima o poi la deposito. Cioè, sai cosa bisognerebbe fare? Adesso lancio lì una provocazione, che la maternità per tutti, cioè per tutte poi alla fine, la paga lo Stato. Cioè adesso è a carico un po' dello Stato, un po' dell'imprenditore, no? Per cui tutti poi i problemi, assumo una donna, la faccio crescere, però poi lei mi sta via, mi va in maternità, tutte quelle cose sbagliate che però naturalmente succedono. Sei d'accordo, Sammy? Allora dovrebbe essere un momento neutro, per cui la crescita di un figlio è a carico dello Stato, perché è un interesse dello Stato far crescere i figli. Capisco che è una cosa non sostenibile dalle casse dello Stato, però diciamo che se io avessi tanti soldi nel bilancio italiano li metterei tutti lì. Fammi sognare, perché io aggiungerei qualche piccola postilla a questa Vai. interessante proposta. La maternità di chi? Di chi risiede in Il solito Italia provocatore. da quanti anni? Tiriamo un po' l'acqua anche al mulino degli italiani, o vuoi favorire esclusivamente chi continua a fare figli e sono sempre loro, gli immigrati? No, attenzione però, ci sono dei criteri che sono dei criteri di costituzionalità. Se uno è cittadino italiano, per i cittadini italiani deve essere tutto identico. È chiaro che se uno non è cittadino italiano, no, ma ricordiamoci che gli immigrati regolari che sono cittadini italiani contribuiscono alla nostra società con le tasse esattamente come gli altri, quindi Chiaro. è chiaro che dovrebbe essere riconosciuto per tutti. Una cosa diversa è fare delle politiche che in realtà in modo implicito favoriscono anche l'irregolarità e quindi anche persone che poi fanno figli nell'irregolarità, e questo va a discapito prima di tutto di questi bambini. Minimo. E c'è Giancarlo Giorgetti al telefono, 0292947222, te lo passo. Pronto? Giorgetti? Pronto? Prego. No, non sono Giancarlo Giorgetti. Ah, peccato. No, è peccato per me soprattutto. Immagino. Ma comunque è una Scherziamo. parlamentare che stimo moltissimo, Ma Quindi, certo. meglio per lui che non sia io Giancarlo Giorgetti. Ce lo teniamo stretto così. Senti, io volevo fare con Laura questo discorso scevro da ogni polemica, ben inteso. Allora, io ho letto da qualche parte che le donne nel nostro Parlamento sono più di 200 su un totale di 600 seggi, va bene? Leggo ancora, leggo testualmente: considerato il dato delle due aule distinte, alla Camera ci sono 129 donne su un totale di 400 posti disponibili e al Senato ce ne sono 71 su 206. Allora, il problema secondo me è, come spesso poi accade nella vita sociale, nella vita civile, le peggiori nemiche delle donne sono poi le donne stesse, che sono divise sempre su tutto e su qualsiasi cosa. Allora, partendo dall'assunto che io ritengo che, come la nostra Laura ha detto, la qualità delle donne espresse nella vita politica sia di un certo livello, io ti pongo questa domanda, Laura, cioè che cos'è che impedisce a voi donne di trovare una sintesi politica rispetto a delle problematiche che interessano non solo voi, ma anche diciamo il buon andamento della vita civile, perché se le donne stanno meglio trovo che la società sia molto più sana. Se le donne sono più felici, più contente anche sul lavoro e nella maternità,
diciamo che ne guadagnano tutti, a cominciare anche dagli uomini. Quindi io non faccio un discorso di divisioni, ma faccio un discorso di collaborazione, no? Da questo punto di vista. Ecco Laura, che cos'è che vi impedisce di trovare una sintesi comune e di perseguire obiettivi comuni che vanno a vantaggio di tutte le donne e di tutte le famiglie di questo paese? Ti ringrazio. No, grazie a te per la domanda, rispondo subito. Vai. No, io in realtà non sono convinta che siano solo, e sottolineo solo, le donne che si fanno la guerra una con l'altra. Io sono convinta che la guerra uno con gli altri ce la facciamo più o meno tutti, uomini o donne. La differenza vera è che gli uomini hanno molto più poche a disposizione e quindi quando si accoltellano alla gola si vede meno. Scusa la provocazione, il mio solito essere diciamo molto diretta nell'esposizione, però ho detto quello che penso. Cioè è chiaro che essendo questo un sistema sociale e soprattutto politico in cui i posti di vertice erano per lo più maschili, ma non perché i maschi siano brutti cattivi, ma per ragioni storiche, perché comunque l'emancipazione femminile è una cosa che abbiamo conquistato nel tempo. Ricordiamoci soltanto che ad esempio il diritto di voto l'abbiamo conquistato successivamente agli uomini, quindi per come era costruita la società, e non solo in Italia, dobbiamo dircelo, i posti di vertice erano per lo più maschili. Mano a mano si sono aperti e hanno dato dei posti anche alle donne, ma rimangono sempre meno di quelli degli uomini, quindi io sono stata molto, diciamo così, presa in giro, un po' canzonata, perché ho fatto un'involontaria gaffe, quando ad un noto programma televisivo a cui facciamo pubblicità, la Fagnani, Belve, ho fatto l'esempio della torta e ho detto, vedete, la torta è circolare, la fetta di torta dedicata ai posti di potere delle donne è una fettina, è un triangolino, naturalmente se mi capirai subito dove è venuta la cantonatura, anche perché ho avuto l'intelligenza di smarlo con le dita, ma vabbè. Mentre tutto il resto della torta è ancora di posti destinati agli uomini. Quindi è chiaro che quando gli uomini tra di loro competono si nota molto di meno, no? Perché noi si nota molto di più, perché è come se noi ci mettessimo a competere per 10 sedie e siamo in 50 a correrci intorno. Gli uomini invece competono per 50 sedie e sono 60 a correrci intorno, si nota molto di meno. Però io non credo che facciamo più o meno squadre degli uomini. Probabilmente facciamo un altro errore, io questo lo rimprovero sempre, guarda, anche alle mie colleghe l'ho rimproverato talvolta, non della Lega, perché devo dirti, in Lega non è che lo dica per leccare le terga al segretario o al partito, ma perché lo penso, essendoci un forte meccanismo meritocratico e territoriale, l'esempio ultimo sono i congressi che si stanno tenendo adesso in tutte le città, allora a quel punto la competizione è fatta su delle regole precise che non sono relazionali, ma sono meritocratiche. Ma dove ho visto competizioni più relazionali, non faccio nomi, solo cognomi, in Forza Italia, il rimprovero che facevo spesso alle mie colleghe era: va bene competere, ma perché tra di noi? Perché ci misuriamo sempre su un'altra donna? E già misurarci sui maschi. Io per esempio sono una di quelle che si misura sempre sui maschi. Se mi deve andare sulle palle qualcuno, magari un ministro perché rosico perché vorrei essere al posto suo, o un collega perché è presidente di commissione, io no, il 99% è sempre un maschio, perché comunque non vedo la necessità di andarmi a lamentare se una presidenza di commissione non è andata a me ma è andata a un'altra donna. Preferisco lamentarmi che magari sia andata a un altro uomo. Un esempio, le presidenze delle commissioni della Camera, caro Semmi, sono tutte andate a dei maschi. Ti sembra normale? A me no. No. Anche perché quelle sono indicate dai segretari di partiti, di tutti i partiti. Allora, voi capite, scusami, ho detto una sciocchezza, non dai segretari di partiti, ma dai capigruppo dei partiti. Allora, voi capite che chiaramente ci sono indicazioni politiche, voi capite che c'è qualcosa che non va. Allora, io perché vi devo andare a lamentare? E invece vedo spesso donne che attaccano le altre donne, questo do ragione, sì. Comunque voglio dire, è semplicemente questione di tempo. Più avremo spazio, meno vedrete le lotte intestine tra di noi, secondo me. Ma certo. Dimmi Semmi cosa ne pensi, ho fatto un'analisi troppo sudorata. No, il triangolino della Ravetto è giusto, mi sembra perfetto. E poi in questo caso è chiaro che non vi hanno fatto presidente di commissione per evitarvi delle corse avanti, indietro dall'aula e questo e quell'altro, non c'è tempo, cioè capisci? Poi una donna
donna poi arriva tutta sudata, tutta, no, quindi, No, io ti dico, sai perché? Perché questo non è buono, in fondo, perché non riescono più a monopolizzare i posti maschili visibili, e questo è bene, notalo. Ormai i governi hanno quasi sempre a metà ministri donne, o comunque una buona percentuale. Le presidenze di commissioni sono ancora cose abbastanza invisibili, cioè chi ci telefona sa chi sono i ministri, ma non sa chi sono i presidenti di commissione, sei d'accordo? E come? Anche se hanno un potere praticamente identico ai ministri, sono praticamente l'alter ego dei ministri. Però, capito, lì si può agire un po' nell'ombra. Io la voglio leggere in positivo, perlomeno oggi, diciamo, perché l'opinione pubblica è attenta, tutte le posizioni esposte alla luce del sole vedono la partecipazione femminile, se no c'è la critica sociale. Tutte quelle ancora nascoste, no. E questo vale a sinistra, a destra, centro, ripeto, per tutti vale, Capite? Bisogna arrivare anche ai presidenti di commissione, se no questi fanno il bello e il cattivo tempo. Dopo la telefonata di Giorgetti avrò la telefonata pure di tutti i vertici della Lega. Ed ecco, e infatti abbiamo in linea Matteo Salvini, 0292947222, pronto? Pronto, ciao Sammy, ciao Laura. Ciao Sono Matteo. Alessandro da Bologna, non sono Matteo. Ah, peccato, ciao. Ciao, come state? Bene, dai. Bene. Allora, io vi ringrazio per queste cose che dite, perché come sai, Sammy, io ho 3 figli, che sono tutte e 3 minorenni, 2 piccoline e uno più grande, e quindi il fatto che la Lega voglia aiutare le famiglie è fondamentale, perché aiuta i bambini prima di tutto, è una cosa bellissima, e poi io spero che sempre più donne possano avere ruoli importanti, perché nella mia vita i ruoli più importanti sono stati delle donne. Mia madre, mia moglie che mi supporta e mi aiuta tutti i giorni, e quindi devo dire che ad esempio anche l'Angela Merkel, che è stata un grande primo ministro europeo, ha fatto un gran lavoro. Fosse stata uomo forse non l'avrebbe fatto ugualmente bene. Io vi saluto, vi abbraccio e vi ascolto per radio. Grazie Laura. Grazie. Vuoi rispondere, No, Laura? grazie. Ma no, io grazie, una bellissima telefonata. Sicuramente le donne mettono una sensibilità particolare in politica. Sono convinta anch'io che la Merkel sia stata molto capace. Detto questo, anche lì io più che la differenza di genere faccio la differenza di qualità, e quindi a me interessa che ci sia la possibilità per tutti di avere le stesse regole di arrivo, le stesse regole di ingaggio, diciamo. Poi chi arriva, a me interessa che sia di qualità, non lo dico per fare la, diciamo così, paraterga, ma perché lo penso. Poi che sia donna o uomo mi è abbastanza indifferente, purché sia di qualità. Mi arrabbio quando vedo che effettivamente già in partenza le regole di ingaggio non sono uguali, lì è abbastanza innervosente. Devo anche dire che abbiamo una legge elettorale che in realtà impone l'alternanza di genere, quindi anche un po' tornando alla telefonata di prima, mica tanto vero che non si faccia sempre squadra tra donne. Per esempio in quel caso si è fatta una gran squadra, si è fatto un movimento trasversale in aula che ha preteso, e vi assicuro che non è che fossero contentissimi i maschietti, che ci fosse l'alternanza di genere nelle candidature, insomma, quindi voi diciamo diritti ne abbiamo ottenuti parecchi, poi rimaniamo sempre magari non il 50% del Parlamento, va bene, però ci può anche stare, voglio dire che non necessariamente tutte debbano essere nello stesso numero degli uomini, cioè non sono una che sta a guardare con la misurino i numeri, ripeto, basta che ci sia la possibilità. E signore, stiamo parlando soltanto di uomini e di donne. Sapete bene che in futuro ci sarà un'altra quota da inserire, ed è la quota gay, la quota lesbica, la quota pansessuale. Ma di questo avremo modo di parlarne tra qualche istante. Io sto guardando i dati, signori, non stanno arrivando. Il Molise che fa Roberti del centrodestra, Gravina del centrosinistra, sono 2 sindaci molto conosciuti, attenzione, Termoli e Campobasso, ma c'è anche Izzo, candidato civico, che è contro tutti i soliti noti. 000, non stanno arrivando
secondo dati dal Molise. Chiaramente chiediamo a voi, amici del Molise, che cosa stiano facendo quelli che devono contare i voti, ma prima di dire qualunque altra cosa, giustamente abbiamo parlato di quote, ridendo e scherzando, chiaramente il Sammy Varin ci ha messo dentro anche le quote gender. Beh, c'è Tiziano Ferro, sì, quello che ha detto che dichiarare l'utero in affitto un reato universale è il solito colpo verso i gay. Tiziano Ferro, che proprio ieri sera ha parlato ad un concerto e ha ricordato di quando lo avevano chiamato frocio. 2 minuti di Tiziano Ferro, ve li meritate. Condividere con delle persone che sicuramente gli vogliono bene, no? In tutte le tasche, perché ho paura di non ricordarmi. Ed è una lettera ai bulli, al bullismo, agli odiatori. Perché cambiano le parole, cambiano i modi, sono un po' sempre le stesse cose. Avete sentito la mia opinione già in televisione, forse alcune di queste parole sembreranno simili, ma non lo sono. L'ho scritta l'altro ieri, pensando proprio di volermi confidare a Roma in merito a questo argomento, un'altra volta per tutte. È una lettera ai bulli. La paura e la rabbia sono meccanismi di difesa purissimi. Io non ho più paura e lo auguro anche a voi. Per quanto riguarda la rabbia, invece, forse è arrivato il momento di farci sentire, invece di continuare a sputare in faccia allo specchio. Ipocriti che ci volete seppellire con i brutti musi vostri su di un brutto album di fotografie e poi con la fama in TV, soltanto perché la vostra volgarità e quella di chi è come voi non passerà mai di moda per l'immortale dinastia dei cretini. E con le falsità sui vostri volti, ad approfittare della più grave malattia che sta provando a uccidere le nuove generazioni, la superficialità. Voi che offendete e ferite solo se vi conviene, per un po' di fama, o meglio, solo perché non sapreste fare altro, in quanto privi di reale talento. Per anni mi sono sentito chiamare in modi orrendi, diversi, e non ho mai restituito l'offesa. Che vi abbiano chiamato tutte quelle parole: puttana, frocio, criminale, negro, vecchia, terrone, raccomandata, ritardato, fallito, anoressica, cornuto, frigida, ciccione, anche semplicemente stupido. Voi meritate di più. Non va bene. Parlatene. Prendetevi. È arrivato il momento di farsi sentire. I gay devono farsi sentire, però io sono d'accordo, Tiziano Ferro ha nominato anche i ciccioni, i pelati e chi viene deriso in generale, ma io chiedo a te, c'è ancora bisogno da parte del mondo omosessuale di farsi sentire? Cioè, finora non è stato fatto abbastanza. I Gay Pride, l'ultimo dove abbiamo visto si è imbucata anche la carissima rappresentante del PD che ormai appunto cerca di comunicare con chiunque, e in quest'ultimo Gay Pride a Milano l'altro giorno c'era il carro dei bambini, perché ricordiamo si sono impugnati gli atti di nascita dei bambini nati da facoltose coppie non etero, anzi non lesbiche. Che facciamo ora? Una sanatoria su questo e ne parleremo. Che sta succedendo? Che sta succedendo nei Gay Pride? Sta peggiorando la situazione? Sta migliorando? Che cosa si sta veicolando in questi appuntamenti che forse sono finiti? È quasi finito il mese di giugno, sono finiti davvero? No! Laura Ravetto. Allora, secondo me le battaglie dei gay devono essere portate avanti e fanno bene a portarle avanti, ma non possono portarle avanti a discapito delle donne. Ora te la spiego bene, ora mi esprimo bene, però prima ti devo dire che come a Pinocchio mandavano il grillo parlante, a me mandano il diavoletto tentatore, cioè non è che ti posso far passare quando fai le battute, le quote gay, le quote lesbiche, le quote non ci saranno mai, tu dici? Non facciamo, no, ma soprattutto non facciamo gravi errori. L'orientamento sessuale di ognuno sono fatti suoi, è una sua assoluta libertà e non può essere contestato da nessuno. Un'altra cosa è iniziare a parlare di fluidità. Uno può essere fluido quanto vuole per me, può passare dal giorno alla notte e far ciò che vuole, però non è che mi verrà a raccontare a me che un giorno è donna e un giorno no, perché le donne sono una cosa precisa
e io le devo tutelare, faccio questo di mestiere, e non accetterò che ci siano degli uomini, io non lo accetterò culturalmente, loro faranno la loro battaglia, io farò la mia, che a un certo punto possono dire, sai che c'è, oggi mi sento donna, voglio tutti i diritti che hanno le donne. No, perché le donne hanno dei diritti diversi perché Madre Natura ha voluto che avessero anche dei doveri diversi, cioè sono solo loro che possono stare 9 mesi con la pancia, con tutto il rispetto per tutti i fluidi d'Italia e del mondo. Quindi è chiaro che io continuerò in queste battaglie. Mi stai sentendo o no? Perché ho un disturbo. No, anch'io sono un po' disturbato, però ti sento. Ok. Dicevo, quindi a me stanno benissimo le battaglie degli omosessuali, figurati, ho votato le unioni civili, tu lo sai. Quindi sono sempre per i diritti, però i diritti valgono quando non ledono i diritti di altri. Allora, se una coppia omosessuale, e parliamo di omosessuali uomini in questo caso, perché poi ci sarebbe da affrontare il problema delle coppie omosessuali di donne, piuttosto che delle coppie eterosessuali che fanno ricorso alla surrogata, e quelle sono altre casistiche. Ma che una coppia di 2 uomini, come potrebbe essere nel caso di Tiziano Ferro, mi venga a dire che è leso il loro diritto di utilizzare la surrogata, senza tener conto che la prima lesione di diritto la crea un bambino che strappi dalla madre naturale, quindi vorrei capire, è più ledere il diritto del bambino, levarlo dalla madre naturale, o non dargli il cognome di un secondo padre? Forse levarlo dalla madre naturale, sei d'accordo? E in più c'è lo sfruttamento della donna, perché possono raccontarmela tutti, la surrogata per amicizia, per bontà d'animo, sì, ma la verità è che il 90% delle surrogate sono di donne che lo fanno, diciamo, per necessità lavorativa. Alcune lo faranno probabilmente per senso d'umanità, per lo più lo fanno per necessità lavorativa, sono pagate per farlo. Io questo genere di sfruttamento non lo voglio, non è il futuro che mi immagino. Per cui quando si parla di diritti, tutto bene, però devono tener conto anche dei diritti che li circondano. Quindi i diritti dei gay, ottima e sacrosanta battaglia, purché non ledano i diritti dei bambini, come nel caso della surrogata, e non ledano i diritti delle donne, come nel caso della surrogata. Staremo a vedere. Intanto Tiziano Ferro continua a piagnucolare, ma attenzione, ci segnalano anche, me lo sono perso, il carro dei promessi sposi c'è stato nell'ultimo Pride con Renzo e Lucio. Scherziamo, ma proprio in queste settimane abbiamo il nostro direttore Giulio Cainarca che sta leggendo ogni giorno dei brani dei promessi sposi, magari per rispondere a una certa polemica arrivata molto dall'alto che identificava il Manzoni come particolare scrittore, e non proseguiamo la polemica. Ora c'era anche il carro, me lo sono perso, con Renzo e Lucio, e potremmo fare naturalmente una versione gay dei promessi sposi. Dopo tutte queste stupidate devo chiudere con una notizia chiaramente vera, che ci dispiace ma non è niente di male. Dopo tutti questi discorsi, Deborah Serracchiani si è schiantata col monopattino contro un'autovettura. Piccolo incidente stradale, non è successo niente per Deborah Serracchiani, che con un monopattino si è schiantata contro un'auto. La deputata del PD ha subito una distorsione al ginocchio. Siate prudenti, commenta la deputata del PD. E ci spiace naturalmente di questo piccolo incidente, ma bisogna fare attenzione e ricordiamoci. No, soprattutto bisognerà votare magari anche da parte del PD le norme che introdurrà Salvini anche per regolamentare l'utilizzo dei monopattini, e nella specie non sarà colpa della Serracchiani, però è di tutta evidenza che non si può continuare a trattare i monopattini come se fossero delle biciclette, perché vanno a delle velocità tali per cui devono essere sicuramente trattati in maniera diversa rispetto a come si fa oggi. Quindi spero che la Deborah guarisca al più presto, mi spiace perché le è successo, non credo sarà motivo di riflessione ulteriore all'interno del PD sul voto alla modifica del codice della strada, però ecco, io auspico che ci sia largo consenso sulle norme che verranno introdotte da Salvini sulla mobilità e soprattutto sul ritiro della patente e il mancato rilascio per il futuro di tutti quei pirati della strada di cui purtroppo leggiamo notizie anche in questi giorni.
E noi naturalmente terremo sempre le agenzie ben aperte, così come abbiamo un occhio sulla regione Molise, dalla quale non arrivano ancora cenni di vita. Si sono chiuse le urne ormai da quasi un'ora, non arrivano ancora dati. Ma si sa, il Molise è grande. Qua ci fermiamo, grazie alla deputata della Lega, Laura Ravetto. Adesso farò un dipartimento specifico all'interno di pari opportunità per la tutela del Molise, perché mi sembra evidente che almeno da parte di Sammy Varin sia una regione che è andata in minoranza totale. Pari opportunità anche per il Molise, per il assolutamente, Molise. assolutamente, ma lo sentiremo e prima di sera arriveranno cenni. Grazie Laura, grazie anche per aver scherzato con noi. Ciao, ciao. Grazie, a presto, a lunedì, ciao. Qui Parlamento. Avete ascoltato